Giannartista ed Ernesto De Curtis, per sollecitare da parte dell'allora la luce di favore. Scusate. Allora, per sollecitare da parte dell'allora capo del governo Giuseppe Zanardelli, in una sua momentanea permanenza nella bella cittadina, l'apertura di un ufficio postale a Sorrento. Pubblicata nel 1904 dalla casa editrice di Veri, Torna Sorrento, per la voce del soprano Giulia Vitella.